Una notizia semplicemente esplosiva è appena emersa questa sera a Napoli. E la tifoseria azzurra è già entrata in stato di massima allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento caldo e strategico sul nostro amato club. Sempre con l'impegno di andare oltre l'ovvio e offrire solo ciò che conta davvero. Qui ogni dettaglio viene trattato con la massima serietà. Perché il momento richiede una lettura attenta dello scenario e totale attenzione ai segnali che arrivano dai retroscena. Prima di andare avanti, lascia subito un like al canale e iscriviti per non perdere nessuna novità. Perché il tema di oggi promette di incidere, e molto, sul futuro del Napoli. Nei corridoi interni del club, lontano dai riflettori, qualcosa di grande sta iniziando a prendere forma. Le informazioni che filtrano parlano di una manovra importante, di quelle capaci di cambiare i piani, accelerare le decisioni e accendere dibattiti intensi tra dirigenza, staff tecnico e tifosi. Il clima è di attesa massima, perché quando notizie di questo tipo iniziano a circolare a Napoli, difficilmente è un caso. Ciò che si sta preparando ora potrebbe avere un impatto diretto sul futuro del club. Ed è proprio questo che analizzeremo con calma. Il nome che emerge con forza assoluta in questo nuovo scenario è quello di Giovane, attaccante del Verona. Individuato internamente come il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo del Napoli. Secondo le informazioni più recenti, il club avrebbe già raggiunto un accordo totale con l'agente del giocatore brasiliano. Un passaggio considerato decisivo in qualsiasi trattativa di mercato. Questo indica che la dirigenza partenopea sta agendo con convinzione, rapidità e allineamento strategico. Cosa che non avviene mai per caso quando c'è il via libera tecnico. Soprattutto nella logica di lavoro di Antonio Conte. L'assalto del Napoli per Giovane è concreto e avanzato. L'attaccante è stato scelto dopo analisi dettagliate su rendimento, età, margine di crescita e adattamento allo stile di gioco richiesto dall'allenatore. Secondo il giornalista Nicolò Schira, il club ha superato ogni impasse iniziale e ha già concordato con l'entourage del giocatore un contratto di lunga durata, con stipendio progressivo e bonus legati agli obiettivi sportivi. Questo tipo di struttura contrattuale chiarisce che il Napoli non vede Giovane come una scommessa casuale, ma come un asset sportivo e patrimoniale per il presente e per il futuro. Ora, il vero nodo della trattativa riguarda l'accordo economico con il Verona. I colloqui sono in corso e restano intensi. Il Napoli lavora sull'ipotesi di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Formula ritenuta più equilibrata all'interno dell'attuale pianificazione finanziaria del club. Dall'altra parte, il Verona spinge per un obbligo di riscatto, cercando garanzie immediate. È un classico braccio di ferro di mercato, dove ogni dettaglio contrattuale può decretare il successo o il fallimento dell'operazione. Il Napoli, dal canto suo, prova a chiudere il trasferimento senza interessi elevati, mantenendo margine per altri movimenti nella finestra. Un punto importante evidenziato da Schira è che Giovane, nato nel 2003, non occupa uno slot nella lista principale, facilitando così l'ingegneria interna della rosa. Inoltre, lo scenario diventa ancora più favorevole alla luce delle uscite imminenti di altri attaccanti. La dirigenza lavora con la convinzione che ci sarà spazio reale e immediato per il giocatore, sia in termini di minuti in campo sia di protagonismo progressivo all'interno del progetto sportivo. Parallelamente, il mercato del Napoli vive giorni agitati anche su altri fronti. Lang è molto vicino al prestito al Galatasaray, con opzione di riscatto. Il giocatore potrebbe addirittura partire oggi stesso per la Turchia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Lucca, invece, continua a valutare le proposte. Il Siviglia è entrato in corsa. Il Pisa ha mostrato interesse e c'è pressione interna da parte di Gilardino. Ma dal punto di vista economico l'unico accordo concreto finora coinvolge il Nottingham Forest. Nonostante ciò, Lucca non è del tutto convinto, anche se la sua uscita viene data per certa nei retroscena. In questo contesto, persino Daniel Maldini è tornato a essere proposto al Napoli come opzione offensiva. Alla luce di tutto questo, lo scenario è chiaro:
Il Napoli sta ridisegnando il proprio attacco con criterio, strategia e tempismo. Giovane emerge come una pedina chiave di questa ricostruzione offensiva, in una mossa che potrebbe anticipare altre decisioni importanti in questa finestra di mercato. Ora vogliamo sapere la tua, tifoso del Napoli, cosa ne pensi di questo possibile arrivo? Giovane è il nome giusto per rinforzare l'attacco di Conte? Lascia la tua opinione nei commenti, partecipa al dibattito e, se puoi, manda un super thanks per sostenere il canale e permetterci di continuare questo lavoro quotidiano portando informazioni calde, analizzate e dirette dai bastioni di Napoli.